Ore 21:15 di ieri sera, le campane della cattedrale di Agrigento tornano a suonare, ma non a festa. La festa è lontana, ancora troppo lontana. Quelli che sentirete sono i rintocchi della sofferenza, della speranza. Eccoli. Detto fatto, allora, in coincidenza con l'apertura dell'anno della fede, l'arcivescovo Monsignor Montenegro ha voluto utilizzare anche questo linguaggio per farsi ascoltare, per richiamare l'attenzione delle istituzioni della città sulla vicenda che riguarda il Duomo, chiuso ormai da oltre un anno e mezzo, ma anche per accendere riflettori sull'intero centro storico in grandissima sofferenza. I rintocchi si ripeteranno ogni giorno alle 9:15 e alle 21:15 per provare a scuotere chi di competenza affinché si intervenga in questa zona della città che giorno dopo giorno scivola a valle. E il caso Agrigento domani varcherà i confini locali. Don Franco sarà ospite alle 9:10 della trasmissione Rai 1 Mattina per fare sentire la sua voce e le sue preoccupazioni. E intanto è stato fin qui speso circa 1,5 milioni di euro per capire le origini della malattia che affligge la collina, fondi della Protezione Civile che ha curato le indagini geologiche ultimate solo da qualche giorno. Il materiale raccolto e accumulato durante i sondaggi dovrà ora essere analizzato, poi sarà la volta della diagnosi e quindi la prescrizione della terapia, della cura per il consolidamento e la messa in sicurezza della collina di San Gerlando.